Una notizia bomba è appena esplosa sul mercato dei trasferimenti, da non perdere. Siamo qui per raccontarvi tutti i dettagli di questo trasferimento che potrebbe avere un impatto diretto sul Napoli. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del club. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere in Premier League e il Napoli sta già valutando il suo sostituto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la partenza dell'attaccante nigeriano la prossima estate è vista come probabile e la destinazione più forte al momento è il Manchester United. Ed è qui che si inserisce un possibile sviluppo inaspettato. Rasmus Højlund potrebbe essere incluso nell'affare. Il 22enne danese non sta vivendo il suo momento di forma migliore allo United e il Napoli potrebbe considerarlo come contropartita tecnica nell'affare per il trasferimento di Osimhen. La decisione finale, però, spetterà ad Antonio Conte, che dovrà approvare l'arrivo dell'ex Atalanta. Ma Højlund non è l'unico nome nel mirino del Napoli. Il tecnico azzurro sta monitorando con attenzione anche i progressi di Lorenzo Lucca, attaccante in ascesa all'Udinese che potrebbe rappresentare un'alternativa più accessibile sul mercato. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Højlund sarebbe un buon sostituto di Osimhen? O il Napoli dovrebbe cercare un altro nome per rinforzare l'attacco? Lasciate un commento e partecipate alla discussione.